50 anni di Proloco. In Veneto sono ben 557 associazioni di altrettanti comuni presenti nella regione e associati all'UMPLI per promuovere iniziative di ogni singolo lembo di territorio. Per gli ultimi 20 anni un'entità guidata dal trevigiano Giovanni Folador, ma con l'evento per celebrare il mezzo secolo di attività collegato all'Assemblea regionale riunitasi al Teatro Ferrari di Campo San Piero, è scattata anche l'elezione di un nuovo presidente, che non sarà appunto un commosso Folador. Ho dato la mia disponibilità, è stato rieletto presidente provinciale di Treviso, quindi per un altro mandato, e quindi non esco dalle Proloco perché sono state parte della mia vita da quando ho cominciato a lavorare. Ho lavorato nel privato, ma ho lavorato anche per le Proloco con entusiasmo e continuo a farlo. È una malattia che mi porterò fino alla fine. A prendere le redini per i prossimi 4 anni dell'Associazione regionale delle Proloco è stato designato Rino Furlan, trevigiano anche lui, di Resana però, designato per acclamazione. Furlan è già consigliere nazionale delle Proloco d'Italia, oltre che vicepresidente provinciale dell'UMPLI della Marca. Vorremmo far crescere queste 6 province legate a quella di Treviso con quelle rassegne che noi in provincia di Treviso abbiamo sviluppato partendo con la primavera del Prosecco per andare a fiori d'inverno, a germogli di primavera, delizie d'autunno, a malanotte d'estate e non per ultima a Bisi in Festa. Vorremmo che queste manifestazioni fossero impiantate in tutte le altre 6 province, quindi faremo crescere le segreterie e qua c'è un accordo anche con l'UMPLI nazionale, con il presidente Antonino Laspina, con il quale riusciremo a fare questo e in questi 4 anni lavoreremo in tal senso. Un futuro programmato perché viene veramente da un percorso fatto per costruire una realtà molto forte, una realtà che è consolidata con tante Proloco che operano in modo veramente molto forte, con iniziative di altissimo livello e che effettivamente per le Proloco sicuramente è una certezza e un riferimento che possiamo considerare sicuramente di altissimo livello.